Autonomia nell'ambito idroelettrico, difesa del suolo, nuova legge sulla protezione civile, poi l'ambiente con l'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti. La partita doppia dell'assessorato regionale all'ambiente e alla protezione civile si chiude con importanti poste in attivo e c'è soddisfazione nelle parole di Giampaolo Bottacin. Ottenere l'autonomia esattamente come il Trentino Alto Adige per quanto riguarda tutto il settore idroelettrico direi che è una grande soddisfazione non tanto per me ma per il territorio veneto e soprattutto per il territorio bellunese. Un asset strategico quello dell'idroelettrico e delle concessioni con un risultato epocale, come lo definisce l'assessore Bottacin, frutto di 13 anni di lavoro. Medesimi risultati positivi sono stati raggiunti in campo ambientale con l'aggiornamento del piano rifiuti che ha ricevuto il plauso di Lega Ambiente. Entro il 2030 abbandono delle discariche differenziata all'84% sono obiettivo praticabile. Nessuna nuova discarica e nessun nuovo termovalorizzatore né previsioni di loro ampliamento. Linee che fanno del Veneto regione leader a livello europeo. E poi c'è stato l'impegno, che non conosce sosta, sulla difesa del suolo e della protezione civile. Il 2023 sarà l'anno del completamento dei cantieri VAIA, pur se alcuni interventi presentano ancora oggettive difficoltà. Penso per esempio al cantiere che riguarda i serrali di Sottoguda, dove si lavora per pochi mesi all'anno, dove le pareti della forra erano state modificate pesantemente da VAIA e dove è stato necessario un grandissimo lavoro, anche molto rischioso da parte degli operatori che hanno dovuto lavorare in cordata per intervenire e mettere in sicurezza le pareti prima di poter iniziare i lavori sul fondo della forra. Tra le novità del nuovo anno l'avvio della piattaforma intelligente di monitoraggio territoriale, un unico database per interventi di mitigazione del rischio. L'assessore Bottacin è a caccia di fondi statali per portare a casa un progetto ambizioso e esportabile. Sul fronte politico un auspicio per l'ente provincia. L'auspicio mio è che, come ha già manifestato il ministro Calderoli, si torni a una elezione diretta del Presidente della provincia e a un ente che si gestisca le funzioni che gestiva anche in passato.